Ben ritrovati Cattoliche dintorni. A lezioni di servizio civile con i comici di Zelig, Leonardo Manera e Diego Parassola, docenti di scrittura e performance comica allo Stars, hanno incontrato gli studenti dell'Università Cattolica per sollecitare la loro partecipazione verso l'attività di servizio civile. Ascoltiamoli in questa intervista. Una lezione di servizio civile molto particolare, quella tenuta dai due comici di Zelig, Leonardo Manera e Diego Parasole, che con la loro testimonianza hanno fatto capire agli studenti il valore di fare volontariato. Leonardo Manera, famoso comico di Zelig, è venuto a portare la sua esperienza agli studenti. Quale sarà appunto il tema di cui ci parlerà oggi? Il beneficio dell'uso degli stupefacenti in età giovanile. No, non è vero. No, anzi, parliamo oggi del servizio civile, quindi pur non avendo io fatto il militare, perché ho rotto la milza e quindi neanche il servizio civile, però insomma interagiremo su questo tema, sull'utilità del servizio civile. Lei è stato anche docente di un laboratorio per gli studenti Stars. Che cosa avete fatto appunto in queste lezioni? Abbiamo cercato di accoppiarci sessualmente con gli studenti ma con scarsi risultati, perché è una cosa che non si può fare. Quindi essendo fallito quel tentativo abbiamo fatto un laboratorio sulle tecniche della comicità. E qual è stato appunto il rapporto che ha avuto con gli studenti? Quest'anno è stato positivo, nel senso che c'era interesse verso la questione e tra l'altro dobbiamo ancora finirlo il laboratorio, finirà domani. Cercheremo di mettere in scena alcune cose. Diego Parasole, anche lei comico di Zelig, perché un comico viene a parlare di servizio sociale agli studenti? Soprattutto perché, come sapete, ci pagano moltissimo oggi e quindi lo facciamo prevalentemente perché siamo venali. No, in realtà perché credo che, essendo dei personaggi in qualche modo un po' noti, possiamo far ragionare magari un po' le persone sul fatto che comunque è utile che si facciano delle cose anche utili per gli altri, no? Una civiltà vive anche di relazioni sociali e tutto il resto, oggi si tende a monetizzare tutto e invece l'attenzione agli altri diventa poi fondamentale e indispensabile. Io tendenzialmente nei miei spettacoli cerco di fare un tipo di cabaret che dice anche qualcosa e da un certo punto di vista anche noi facciamo volontariato, lo facciamo magari a modo nostro facendo spettacoli di beneficenza per associazioni che devono raccogliere fondi e tutto il resto e che forse non esisterebbero se non ci fossero tutta una serie di volontari, di persone che si prendono cura degli altri e tutte queste associazioni hanno in realtà un impatto fortissimo sulla società. Flavio Spreafico, responsabile dell'associazione Mosaico, qual è il messaggio che volete lanciare ai giovani oggi? Soprattutto il messaggio che vogliamo lanciare ai giovani oggi è quello del servizio civile, perché abbiamo notato che i giovani non conoscono assolutamente il servizio civile, come si svolge, cioè non sanno la loro struttura e la loro nascita, cioè poche persone aderiscono direttamente a progetti di servizio civile. Bisogna soprattutto chiedere perché in università, perché è un progetto che è nato 3 anni fa nelle scuole, negli istituti superiori. La Regione Lombardia quest'anno ha creduto nel messaggio che abbiamo portato avanti come associazione Mosaico e ha voluto portare avanti questo discorso anche in associazione, anche in università. E ora parliamo ancora di cultura, di musica e spettacolo con l'associazione studentesca Idea che mercoledì 5 maggio ha proposto agli studenti incontri dedicati a internet, alla musica e alla poesia. Vediamo il servizio. Ma internet oggi, in realtà internet non è il web, sono due cose molto diverse. Un conto è la rete, quindi internet connette in questo momento un mondo di opportunità, il web è la parte più semplice da usare, pensiamo a Gmail piuttosto che il Messenger, Facebook, quello è il web. Però internet ha un valore molto più grande, quando si parla di libertà della rete si parla di qualche cosa che determina la nostra possibilità di accedere alle informazioni liberamente. Quindi oggi internet, oltre ad essere un'opportunità straordinaria, si dice sempre che internet logora chi non ce l'ha.
Penso che l'opportunità più grande oggi sia quella della partecipazione, possibile partecipare per chiunque, per noi, possiamo essere protagonisti dell'informazione se ci interessa fare informazione con mezzi che un tempo non c'erano, e poi si possono lanciare aziende, start-up. Ho visto negli Stati Uniti davvero dei ragazzini in grado di creare dei fenomeni straordinari. Facebook è il più noto, ma ce ne sono centinaia, quindi questa è una grande opportunità a costo praticamente irrisorio, serve molto impegno e molta competenza. Da esperto nonché da lavoratore, diciamo, nel settore dello spettacolo, ecco, lavoratore, lo spettacolo, della radio, cosa puoi dirci della radio e della TV oggi? Come sono cambiate? Che diciamo, possibilità possono offrire ai giovani d'oggi? Allora, mi reputo principalmente un radiofonico e la radio purtroppo è cambiata un po' in peggio. Cioè noi della radio abbiamo una spocchia tutta speciale nel considerarci migliori e più puri dei colleghi televisivi, invece purtroppo in televisione 25-30 anni fa è nata l'Auditel, in radio ormai anche qui 15-20 anni fa è nato Audi Radio. Pur rispettando, anzi inchinandomi a queste due istituzioni, però come dire, di fatto un po' peggiorano le cose, perché c'è una rincorsa agli ascolti che come dire, peggiora, perché per essere più apprezzati, più ascoltati, bisogna fare gara chi la spara più grossa. In televisione si tende non per forza e non sempre alla rissa, in radio si tende non per forza e non sempre al turpiloquio. Questi sono i due grandi problemi, secondo me, di un mezzo e dell'altro. Questo, voglio dire, non che io sia uno stinco di santo, poi quando vado in onda uso un linguaggio piuttosto in blue jeans, come dire, però mi sembra di farlo, poi ognuno si autoassolve come crede, mi sembra di farlo quando c'è bisogno, insomma. Dunque, l'incontro di questa sera ho deciso di intitolarlo Musica e rischi alla ricerca di un fondo da toccare. Si usano ancora i contenitori delle uova per insonorizzare le cantine, sì, sono quelli che funzionano meglio tuttora. Cosa puoi dirci della situazione ora della discografia italiana? Com'è? Cosa è cambiato in questi ultimi 20 anni da che tu sei attivo, diciamo, nel campo? Ma la discografia, nel senso comune del termine, ha cessato di esistere. Sarà ora che qualcuno avverte i discografici, perché insomma non è carino che uno zombie vada a seminare pezzi di corpo in giro per la società, oramai sei morto e il posto è altrove. Per colpa di? Fondamentalmente per colpa loro, cioè è stato una sorta di suicidio lento, estenuante, che ha fatto un sacco di vittime, uno dei pochi casi di suicidio in cui muore prima un casino di gente e poi chi si vuole suicidare. Quindi non è poi una perdita, tu dici? No, finalmente è morta la discografia.